Rieccoci qui, amiche telespettatrici, si continua naturalmente con la rubrica dei Cuori Solitari e questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo in cerca dell'anima gemella. Si chiama Rino, ha 38 anni e viene da Trapani. Ciao Rino. Ciao Alberto. Allora Rino, anche tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Sei in cerca della donna ideale, della ragazza giusta? Sì. Rino, è la prima volta che ti presenti qui in trasmissione da me? Sì, la prima volta. Come mai ti sei convinto? Ma ho visto certi amici, ho provato pure io questa Certo. avventura. Certo. Hai visto magari che ci sono riscontri? Sì, questo pure sì. Che magari nella massa si può riuscire a trovare A trovare qualche anima gemella. un'anima gemella. È difficile però, Ci non impossibile. Ci proviamo. Va bene Rino, parlaci un po' di te. Intanto sappiamo che hai 38 anni. 38 anni. Sei di Trapani. Trapani. Che lavoro fai? Lavoro la mattina a vendere pesce e poi il pomeriggio quando c'è di lavoro alla pizzeria Olanda. Perfetto, quindi ti dai da fare. Sì, per questo non manca. Sei originario trapanese, giusto? Trapani, sì, origine di Trapani. Tu non sei mai stato sposato? No, sposato No. mai. Sei stato sempre single? No, ho avuto qualche storia, qualche così. storia, qualche convivenza, però poi Cioè niente di Niente di duraturo, niente di di serio? duraturo, sì. Quindi non hai figli? no, non ho figli. Esatto. E tu praticamente vai cercando una ragazza per una storia seria. Sì, questo sì, neanche venivo Certo. a disturbare. Allora, ascolta Rino, che cos'è che tu vai guardando in una donna? La cosa importante per te per metterti in un rapporto serio? La donna prima ci guarda il fisico e poi il carattere. Cioè conta il carattere. Conta il carattere. Mhm. La cosa che ti attira in una donna? Prima il fisico, Sì. gli occhi. Sì. E poi E del carattere che cos'è che vai guardando? carattere che deve essere una ragazza sincera come sono io. Esatto, tu vai guardando la sincerità. Sì, questo è il dubbio della cosa. Certo, tu hai vizi particolari, non so, bevi? No, No. Giochi a macchinette? No, qualche schedina, perché... Vabbè, questo è normale, tenti la fortuna. Tento la fortuna. Come tutti d'altronde. Sì, vero. Però non è che è un vizio per te. No, giusto? solo quando ci sono le partite di calcio faccio qualche schedina così, tanto per passarmi anche il tempo, ammazzare qualche ora. Esatto. La musica l'ascolti? Sì, un po' di musica, Che genere di musica ascolti? ma tutti i tipi di musica, dalla discoteca, Cioè basta che è musica orecchiabile per sì, te. basta che è musica, Esatto. anche partano via lo stesso, Certo. tutto. Va bene Rino, dimmi, da che età la dobbiamo cercare questa donna? Tu hai 38 anni, quindi possiamo partire da una base di, non so, ti va bene dai 25 in su? Sì, l'età non conta, basta che c'è... Quindi facciamo, se per te va bene, dai 25 fino ai 40, va bene? Sì, questo sì, l'età... Quindi, amiche telespettatrici, se c'è una donna dai 25 ai 40 anni che fosse interessata a conoscere Rino, 38 anni di Trapani, un grande lavoratore, può farlo contattandolo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ripeto, Rino è una persona per bene, è un uomo lavoratore che va cercando una storia seria per crearsi una famiglia. Rino, parlaci un po' di te, che tipo sei? Se tu ti dovessi descrivere, come ti descriveresti? Mi scriverei, sono un po' timido. Vabbè, un po'. si vede che c'è l'emozione, Poco, naturalmente l'emozione. è una cosa normale, Sì. anche le telespettatrici lo possono capire. Cioè se tu dovresti descrivere la tua personalità, La mia personalità sono troppo sincero perché quando prendo una cosa la prendo per bene, che la voglio bene e basta, non prendo per il giro nessuno. La cosa la devo la cosa che è importante per te in un rapporto sentimentale con l'altro sesso qual è? sentimentale ci deve essere sentimenti Cioè da tutte sincero. le parti. Tu praticamente La apprezzi la sincerità. Sì, Per te la sincerità è la cosa principale, la base di un i rapporto. sentimenti entrambi. Esatto.
certo, e purtroppo è una cosa. Però c'ho avuto qualche storiella così, però a livello Niente di duraturo. niente di duraturo, perché non ho trovato proprio l'anima gemella. Certo. Tu, ripetiamo, hai 38 anni, sei originario di Trapani, abiti da solo? Sì, vivo Abiti da solo, e sei praticamente motorizzato, sei munito di sì, macchina? c'ho la macchina. Per Questo cui non ti manca niente, ha la macchina, ha un bel lavoro, abita da solo, per cui cioè, è un ragazzo praticamente 38 anni che si vuole creare seriamente una storia, una famiglia, per poter andare avanti negli anni e giustamente avere dei figli, procreare, certo, eccetera, questo eccetera. sì. Che la casa ce l'ho, non ho problemi di questo. Certo, va bene. Cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Vuoi lanciare un messaggio guardando la telecamera e soprattutto Io voglio esprimendo? Io guardatemi quello che sono, però sempre la sincerità, conto sempre sulla sincerità. Certo. Chiamate subito, siamo qua. Va bene, Rino. Vabbè, noi abbiamo parlato anche dei tuoi hobby, abbiamo parlato della musica che ascolti. I tuoi hobby non abbiamo parlato. Tu hai hobby, sì? Sì, qualche hobby ce l'ho pure, l'ho detto, come vado a vedere la scommessa, faccio qualche schedina, passo qualche ora di tempo da là, poi certe volte vado alla barca a trovare qualche amico, tanto per ammazzare qualche ora perché quando non lavoro, vedere, sto Certo, per perdere tempo. logico. Va bene, ripeto, amiche telespettatrici, Rino è qui, 38 anni, di Trapani, ha un bel lavoro, è motorizzato, si vuole creare una famiglia e sta cercando una donna per una relazione seria. Per cui per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattarlo non potranno fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E vi raccomando, telefonate perché Rino è qui, è davvero una persona seria. Ok? Amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche. Rino. Chiamate, eh? Ciao ciao. Oh yeah.